Nuovo sopralluogo questa mattina al cantiere di Ponte della Priula. Gli interventi sono iniziati il 30 maggio e sono parte di un progetto di intervento sul ponte storico, infrastruttura dei primi del Novecento, della lunghezza di 430 metri e composta da 20 arcate. Il progetto prevede un allargamento complessivo della sede stradale di 3,20 m, con uno sbalzo di 1,60 m su entrambi i lati del ponte. L'impalcato terminerà inoltre con una pista ciclabile laterale però in senso di marcia ed è previsto il riposizionamento del parapetto originario costituito da elementi metallici. Un'opera esemplare non è solo un'opera infrastrutturale ma anche una conservazione del monumento storico, quindi il mio applauso va a ANAS per il grande lavoro che sta facendo, perché per aprile sarà consegnato. Per un cantiere aperto un altro attende una soluzione, ed è il ponte di Vidor. Noi stiamo a sostegno della provincia, è una partita nella quale io vorrei coinvolgere anche ANAS se c'è una disponibilità di massima per affrontare quest'opera. È un'opera del 1922 mi si dice, prima era in legno, adesso ovviamente è in muratura, però il ponte ha bisogno di essere recuperato. Inevitabile poi il riferimento alla tragedia di Genova. Su questo ponte ci siamo mossi assieme a ANAS in tempi non sospetti, è dal 2005 per avere un cantiere dopo 13 anni. In generale in Veneto abbiamo dato incarico a Veneto Strade di fare un monitoraggio ancora in tempi non sospetti, non dopo Genova, e abbiamo anche stanziato sempre in tempi non sospetti 15 milioni di euro per manutenzioni. Abbiamo un monitoraggio, una foto dei diversi viadotti. Rimanendo in tema di cifre, la somma stanziata per l'intero corpo degli interventi ammonta a un totale di circa 9.300.000 euro, 270 i giorni previsti prima che il traffico possa ripassare sullo storico ponte della Priula.